La Pro Favara, che ha appena concluso il campionato d'eccellenza a Girone A con un brillante terzo posto, totalizzando 62 punti, 8 in più rispetto alla precedente stagione, riparte dalla riconferma del direttore sportivo Tino Longo. E le prospettive per il prossimo anno sono ancora migliori. Il presidente della società gialloblu, Rino Castronovo, unitamente ai dirigenti Salvatore Marrone, Pasquale Capodici, Gino Mendolia, sono stati chiari. Nel 2024 la Pro Favara compie 40 anni. Vogliamo festeggiare questo importante anniversario regalando alla città di Favara la Serie D. Nella riunione di ieri sera, presenti tutti i vertici della società, oltre che confermare come direttore sportivo l'esperto Tino Longo, sono stati analizzati i punti di forza, ma anche le criticità della stagione appena archiviata e soprattutto è stato definito chiaramente l'obiettivo della prossima stagione, ovvero la Serie D. Sarà compito di Tino Longo, esperto conoscitore del calcio siciliano, costruire l'impalcatura tecnica della squadra tra importanti riconferme e grossi colpi di mercato. Scontata la riconferma di mister Gaetano Catalano, eccellente allenatore che ha saputo gestire alla grande la rosa dei giocatori, dimostrandosi uno dei più preparati e competenti allenatori del campionato. La società sta iniziando a mettere tutti i tasselli al posto giusto tra riconferme e nuovi arrivi, con l'obiettivo, come detto, di vincere il campionato e andare in Serie D. Per raggiungere questo ambizioso e importante obiettivo, ha detto Castronovo, abbiamo bisogno anche dell'aiuto delle forze imprenditoriali e commerciali del Paese che devono aiutarci a realizzare questo sogno. Nel 2024 festeggiamo i 40 anni di stagioni calcistiche. Con i miei collaboratori e i dirigenti vorremmo fare un grande regalo ai nostri tifosi e a Favara tutta. Siamo pronti e maturi per il salto di categoria. Nei prossimi giorni ci saranno le prime ufficializzazioni dei giocatori che lo scorso anno sono stati fondamentali e i primi nuovi acquisti.